Caro consigliere Lucio Tiozzo, oggi è una bella giornata, mi sembra, c'è il sole, non so, ci sono tanti problemi nella città, però forse c'è un problemino in meno, forse. Le notizie che ho dalla giunta regionale che hanno commissariato l'IPAB di Chioggia. L'IPAB di Chioggia? No. Hanno commissariato l'IPAB. Così come io e il collega Furlanetto avevamo chiesto un'ispezione perché ritenevamo che l'IPAB fosse gestita in maniera sbagliata, scorretta, con una gestione del tutto personalistica da parte del Presidente, e mi fermo qua. Poi avremo modo di verificare con più calma tutti gli atti che sono stati fatti in questi anni all'interno dell'IPAB. Abbiamo chiesto di poter verificare con attenzione, c'è stata un'azione ispettiva, la Giunta ha accolto, unico caso nel Veneto, ha accolto la richiesta del servizio ispettivo e oggi siamo in commissariamento. Non è una bella pagina per chi ha gestito l'IPAB in questi anni, perché sicuramente si poteva governarli in termini più qualificati, senza fare le cose che abbiamo registrato in questi anni, segnalate e denunciate dai cittadini, ma soprattutto da alcune organizzazioni sindacali e da chi lavora all'interno dell'IPAB. Unico caso purtroppo, segno evidente che avevamo ragione, che non ci eravamo sbagliati nel dire che c'era una mala gestione di quella struttura. Tenete presente che è stato scoperto solamente un pezzo di quella gestione. Il commissario che verrà a Chioggia avrà il tempo necessario per vedere tutta la gestione e soprattutto per rimettere nelle condizioni la città di Chioggia di avere un IPAB che funziona, ma soprattutto dove il tema non è come si risolve il problema del Presidente, ma come si risolvono i problemi degli anziani che sono non autosufficienti in casa di riposo e soprattutto i lavoratori che ne hanno sofferto di questa situazione. Si cambia pagina, so benissimo che tenteranno di utilizzare tutti gli strumenti possibili di attacco di tipo anche personale, ma io ho messo la mia faccia per cambiare questa situazione, l'ho fatto in termini politici, rispettando le regole del gioco, avendo un atteggiamento chiaro su dove volevo arrivare, che era quella di pensare che a Chioggia ci sia un IPAB che funziona e che funziona soprattutto nel rispetto della norma. Io credo che solo dal tono di voce del consigliere Lucio Tiozzo si possa capire che qua la politica non c'entra nulla, ma veramente quanto dal cuore questa situazione era da finire, e speriamo che presto ci siano i motivi per cui si capisca perché c'era qualcosa di profondamente sbagliato. Voglio dire solo una parola, potremmo parlare ore, ma mia moglie, per chi non lo sa, si è dimessa da dicembre insieme con altri consiglieri del Consiglio di amministrazione dell'IPAB e scusate, 330 euro lordi al mese facevano comodo anche a mia moglie. Si è dimessa pur di non avere niente a che fare con quella situazione, e quel soggetto ha continuato a chiedere che andasse a votare nel Consiglio di amministrazione con la speranza di salvarsi la situazione, quando un anno prima il consigliere Garbin lo voleva cacciare perché faceva 3 assenze giustificate, e sono 2 mesi, scusate, gennaio e febbraio, che questo con i soldi dell'amministrazione comunale dell'IPAB manda i soldi agli altri consiglieri. Mia moglie li ha già restituiti, gli altri consiglieri hanno detto che li restituiranno, e con i soldi dell'amministrazione, pur di salvare la sua situazione. Ecco, dico solo questa, ma torneremo ancora presto su questo argomento. Posso dire una cosa, un'ultima battuta? Io penso che la città abbia bisogno di maggiore serenità dal punto di vista politico. Ci possono essere anche divisioni, si può attaccare la maggioranza, ci possono essere scontri durissimi, ma io credo che sia fondamentale il rispetto delle regole del gioco, il rispetto delle norme, il rispetto dei ruoli che la politica assegna, e molto probabilmente un altro presidente avrebbe utilizzato strumenti diversi di confronto, molto probabilmente avremmo trovato quelle condizioni di serenità politica per rispondere al meglio ai bisogni della nostra città. Io spero che questo sia da esempio a chi usa lo strumento della politica solo come strumento di scontro fine a se stesso, e ci sia bisogno su questo ed altri temi di affrontare in maniera molto più seria e pacata la politica cittadina. Grazie consigliere. Grazie a voi. È la seconda volta che sto partendo.
Giorgio.